Salvaguardare l'ambiente monitorando le acque, verificandone lo stato di salute e catalogandone flora e fauna marina, aiutati in questo da cittadini e operatori del settore. Un progetto di citizen science, come si definisce, allargato dunque ai cittadini e denominato Sentinelle del Mare, organizzato da Union Mare sulla costa veneta durante la scorsa estate e valutato dall'UNESCO per essere presentato a un evento organizzato a Venezia presso la sede dell'Ufficio regionale per la scienza e la cultura dell'UNESCO stesso in Europa, congiuntamente alla Commissione Oceanografica Intergovernativa. È stato molto apprezzato la declinazione che si è data di questa progettualità a livello organico di costa, non solo riuscendo a mettere in relazione diverse località disseminate lungo tutta la costa. Ricordiamo che siamo partiti dalla parte orientale, estremamente orientale della costa a Bibione, per poi spostarci idealmente ad Eraclea nella parte centrale per poi terminare a Chioggia, quindi nella parte meridionale della costa. Non è stato solo questa la cosa molto apprezzata, ma soprattutto il fatto che siamo riusciti a mettere a sistema realtà diverse, quindi non solo il contatto scientifico con gli ospiti che frequentano le nostre spiagge, ma anche le attività di interazione che la dottoressa Antezza, che è la biologa dell'Università Alma Mater di Bologna, ha effettuato con i diving center, con la Guardia Costiera Ausiliaria, con il Consorzio di Bonifica, quindi con tutti quegli attori che si occupano di sostenibilità e che ci aiutano a proteggere le risorse ambientali che sono veramente il fulcro del prodotto turistico della Costa Veneta. 2 giorni di convegno per parlare dell'importanza dell'oceano nell'economia mondiale e per far comunicare fra loro ricercatori, imprenditori, lavoratori dell'ambito pubblico e delle organizzazioni non governative sul tema della sostenibilità. Abbiamo discusso di diversi temi e soprattutto abbiamo portato diverse voci, quindi il mondo della ricerca ha parlato per esempio delle questioni relative alle previsioni, come facciamo le previsioni del mare, come per esempio si fanno le previsioni sull'acqua alta, poi abbiamo parlato anche di come le imprese possono avviare tutte quelle attività di cosiddetto corporate social responsibility, quindi tutto quello che fanno per la società, e poi come possiamo coinvolgere tutti i cittadini, dai bambini agli anziani, nella tutela del mare.